All'Istituto Comprensivo Camilleri di Favara, 2 giornate di studio per i 100 anni di Andrea Camilleri. Oggi festeggiamo i 100 anni di Andrea Camilleri, festeggiamo appunto con 4 sessioni, stamattina, oggi pomeriggio, domani mattina e domani pomeriggio con illustri relatori. Diciamo che festeggiamo la figura non solo dell'intellettuale di Andrea Camilleri, ma festeggiamo anche l'uomo educatore perché lui nei suoi libri fa trapelare la volontà di costruire ponti e non barriere, e oggi questo suo messaggio è più forte che mai, perché costruire ponti significa improntare l'attività didattica aiutando gli alunni all'ascolto, all'empatia, e questo oggi le indicazioni nazionali per il curriculum 2012 asseriscono che bisogna proprio costruire gli ambienti di apprendimento improntati sull'empatia, sull'ascolto e su tutte quelle metodologie innovative come possono essere giornate come queste, perché giornate come queste vanno a confluire nei compiti di realtà, dove diamo agli alunni quelle competenze, quegli strumenti per far sì che diventino cittadini autonomi e con un pensiero creativo. Questo è il primo istituto in Sicilia adesso che è stato intitolato al grande maestro Andrea Camilleri, e siamo molto felici di poter celebrare il suo centenario con una vera e propria festa e con un calendario veramente molto ricco di iniziative. Andrea Camilleri è un autore straordinario che si inserisce nell'ambito di una grande ricchezza di scrittori del nostro territorio, perché il nostro territorio in un piccolo fazzoletto di terra riesce a raccogliere autori come Pirandello, come Leonardo Sciascia, come Russello di Favara e come appunto il nostro grande maestro Andrea Camilleri. Camilleri è uno degli autori probabilmente più amati in Italia dagli italiani, ma anche più amati all'estero, e riesce a farlo attraverso l'uso di una lingua, di un idioletto che è un misto tra l'italiano e la lingua siciliana, che riesce però ad arrivare in modo molto diretto al pubblico, e quindi anche grazie alle riduzioni televisive, perché Camilleri è prima di tutto un grande autore di teatro e quindi riesce anche a utilizzare una scrittura che utilizza quelle che sono le strutture del teatro, e riesce ad arrivare anche al grande pubblico. Quindi siamo molto contenti di questa iniziativa qui a scuola, anche perché Camilleri era molto vicino alle scuole, amava molto la scuola e voleva raggiungere i ragazzi, voleva trasmettere anche quella che era la propria passione civile ai ragazzi, la passione per la democrazia, l'amore per la politica e l'amore soprattutto per la lettura. Che la libertà si ottiene anche attraverso una fantasia sbrigliata, no? Camilleri ci sorprende perché è riuscito a raccontare storie diversissime, prendendo spunto da una notizia di cronaca o da un fatto storico dimenticato, no? Ha avuto un'inventiva pirotecnica, mirabolante, e attraverso questa inventiva è riuscito a dare forma a una Sicilia che va al di là della Sicilia delle cronache, della retorica, è un'isola, un serbatoio di storie, e quindi è una lezione molto importante, diciamo, soprattutto da trasmettere ai ragazzi, no? Quello di non stancarsi mai di immaginare qualcosa di diverso, no? Non cullarsi sui luoghi comuni. Ecco, Camilleri è riuscito, grazie alla sua originalità, a dare un contributo fondamentale alla letteratura siciliana, pur avendo la letteratura siciliana dei mostri sacri. Ecco, Camilleri non si è fatto intimidire e grazie a questo suo immaginario così polimorfico ha raccontato una Sicilia diversa.